L'Istituto Comprensivo di Sestri Levante conta circa 1500 iscritti e 11 plessi scolastici. Fra le primarie la più frequentata è quella di Via Lombardia, che offre il tempo pieno e ora può contare anche su un centro cottura rinnovato e ampliato. Qui nell'estate del 2020 inizieranno i lavori di riqualificazione energetica. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di ventilazione naturale, la creazione di un tetto verde per l'isolamento termico, la sostituzione dei corpi illuminanti con altri a maggior resa e minor consumo, l'installazione di un impianto di energia rinnovabile per assicurare il funzionamento della struttura e la sostituzione dei serramenti. In alcune aree della scuola è prevista l'installazione di una pavimentazione che trasforma l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita, brevettata da una start-up italiana. I lavori sono resi possibili grazie al contributo di oltre 520.000 euro che il Comune ha ottenuto con il progetto presentato lo scorso anno e si integrano con il progetto di riqualificazione della vicina palestra. La trasformazione in un palazzetto dello sport, quindi con la creazione dei laboratori, dei servizi, insomma di tutto quanto occorre per definire palazzetto dello sport, e quindi sia riqualificare funzionalmente ed esteticamente gli spazi, ma anche metterlo in condizione di poter affrontare competizioni o gare. In questo momento, oltre che la palestra scolastica prevalente, quella struttura è utilizzata per il basket e per la pallavolo, quindi pensare anche a poter consentire gare di un certo livello che le caratteristiche di un palazzetto permettono. Prosegue anche l'opera per la ristrutturazione completa della scuola di Santa Vittoria. Abbiamo iniziato qualche anno fa insieme alla scuola chiedendo la dotazione del tempo pieno anche per la scuola di Santa Vittoria, proprio per renderla più forte e più attraente rispetto ad altre scuole, e questa scelta ha comportato il fatto che è diventata piccola rispetto alle esigenze, e quindi è in corso questo progetto di ampliamento con la realizzazione di un corpo aggiunto della scuola, dell'intero plesso scolastico, in modo da dotare di uno spazio di consumazione dei pasti dedicato che non vada a compromettere gli spazi laboratori, ogni aula abbia davvero il suo spazio compiuto. E poi ci sarà anche un'area gioco molto interessante, anche coprogettata insieme ai bambini nella parte esterna, che prevederà la realizzazione di un orto scolastico. Anche questo ci sembra un investimento importante.